Quinta puntata di Dimmi qualcosa in senese. Questa volta siamo in Valpolcevera, a Ponte Decimo, Punte Decimo. L'obiettivo è sempre quello, andare alla ricerca di persone che ci dicano qualcosa in genovese, anche per capire com'è la parlata di queste zone. Andiamo un po' a vedere. Sai che ti fai così come no, benissimo. Questo qui è il borgo del Ponte Decimo. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Possiamo dire che è anche un'isola felice, non nel senso che è un paese, è come tutti i paesi che è più bello più brutto in questo senso, però... È anche di matti. Quanti ne? Ciatelle, che ne è ciatelle? Mi so tutto di tutti perché tutti mi contano di tutto. Che credo. Faccio barista, quindi ti puoi immaginare. Quelli che arrivano dalla città mi dicono, ma è impossibile vivere qui. Me non riuscivo a vivere a Zena. Me guai, la città più bella del mondo, che vago quando posso sempre. Però mi sta con una ragazza. Ah, bello. E quando arrivo una ragazza sono lì a casa e basta. E la ragazza si parla senese. Sì, fino ai figli parlano senese. Ma venire che 2 o 3 ristoranti che si mangia bene. Qui parliamo solo senese. Solo senese. Nato senese. Più secco sali a pattigia. Allora, una teia del sacco. E quando uno è un po' un pelandro che diventa in pattigiuno. Pattigiuno. Che sono a Los Angeles. Non confondiamo le strade queste, le ore di San Chiego. San Chigo, San Giorgio. Abbiamo dei monti stupendi qui in giro, ma qui in giro vicino, Per esempio che è una passeggiata meravigliosa, via Rosetta, via Bidone, strade comunali, Sì. che ti fai una passeggiata meravigliosa che è delle giungle amazzoniche, che mi giro queste zuie perché non ti che passi. E invece dei monti... Va bene, fine, buongiorno signora. Figne. L'ho messo posto du che perché tanto l'ho certo. Perché la Penisola Ligure è divisa in settori, non in gruppi. E il gruppo pigia un nome o da monte certo o da monte più famoso. Per esempio il gruppo dell'Antua o certo l'Alfeo, però se uno altri giro paese che dice Alfeo, sono bellini sci. Il y a un spettacolo di Garbugia, quando la nebbia si esce le piante, quando è freddo. Il y a tutto un monte già con cristallo. Garbigio o Garbigio? Garbigio, perché in italiano è a Galaverna e a Calabrosa. In senese a Galaverna, che dico Gaverna, a Calabrosa che dice Gabigia, che dice, per esempio quando è quello battufolo de Cutun, posso lì, ti sei bello, proprio bello, no? Che dico Gaigo. Gargo, quando mi per esempio sono andato all'Anto Porto del 59, è un garsonetto di Pessoe, mi ricordo che è imperito di Lloyd, ma sentivo parlare, mi fa, ti da Ponte Decimo, famiglia veniva in campagna a Langasco, mi quando accompagno i figli delle scuole che dico sempre, se qualcuno parla senese non se ne deve vergognare, ti faccio vedere una chicca da Ponte Decimo, a Gea così pulita non è mai stata. Questo cancelletto qui, sai perché o che? Perché ho spassi. O veniva chi l'arrivo al cancelletto cacciava già rimetta. Mia lì per parlare con chi vuoi. Mi sono di San Giorgio, ma però sta qua a Ponte Decimo. E il senese che si parla a Ponte Decimo è differente da quello di Sena, del centro? Differente, molto differente, quello da Rivea, quello di Sena, vivo di parenti a Lasco, giusto? Invece di Stufigio di Gian Mattetto. Ma che com'è la clientela? Sono simpatici? Simpatici, sono senesi. No, sono simpatici. Ma io siamo qui da tanto di quello tempo che ormai abbiamo fatto un callo. Io sono di Murta, sono nasciuto lì, siamo senesi ignati. Beh papà, mi introstava lì a casa molto. Uno ha scritto una cosa che le certia lì al momento, uno ha scritto tutto quello che gli è venuto. Era io da Sciaggio Conda che la fede dei due bene. A sapere c'è una mattina tutta fresca invece in da, mi ha dato, mi rodo che mi vende quelle per io. Fai un po' cosa ti vuoi. Io non la so tutta bene. E quella lì vorrei pubblicarla. Sono un asino, fatto quinta elementare. Mio papà non lo era così. Sì? Era bravo. Non lo scriveva a modo. Io adesso non parlo più. Mi emozione. Adesso c'è una nipotina, è nata una nipotina di 7 anni, che vuole imparare il genovese. Ma si arrangia anche bene. Appunto, me è bello parlarlo in dialetto. Anche cantarlo. Anche cantarlo, bravo, esatto. Cacciavie, tortaglieux, è una lingua nota che parlava. Si parla scisenese ancora a Sena. Anche a Ponte Decimo? Anche a Ponte Decimo a Mignane, perché mi ne venuto in San Pedena, quindi. Mamma, Ah, sì. conoscevo che nonna
Ce n'è anche un qualche due, ma pochi, ma non pochi perché non ne è, pochi perché le diventò in modo di parlare che non è snob. E invece deve diventare snob e parlare l'italiano di seconda lingua. Cosa sono i viassi? Ma i viassi non sono quelle sorte di liane, è vero? Sì, che neanche filmavamo da E figlio. filmava, è vero, i viassi. Però non sembra come si dice in italiano. È un gruppo di figli Sì? di Campo Mo E cosa fa? e fanno te ti? Ma mi conosci i Demoelwin, si chiama? Sì, di Merlin. E mi faccio delle canzoni con gli altri. Quest'anno sono stati a Crocefieschi se non è. Sì, ne abbiamo fatto insieme Toli, una canzone che si chiama Toli. Noi, come l'alla, tutti parlavano senese. Poi chi in Trento Terra si parla un po' di più senese che a Zena in tutti. È vero. Ma non parlo senese, Ma sì che tu parli, te è buono a parlarlo. Io parlo anche bene il senese. E come te vedo impararlo così bene? Adesso sono una sciocchina di origini calabresi, ma sono ben felice di aver imparato il senese. Ma magari ti sai anche calabrese. Penso proprio di sì. Due dialetti e una lingua italiana e basta. Che ho raccomandato io. È una bella figura. Tolitola, è un momento meraviglioso. Il paese è bello vivo. Vediamo i commercianti che usano la zona disco abusivamente. E dunque vanno a... Che il commerciante doveva lasciare il parcheggio ai clienti, specialmente a Natale. Polemica. Vieni qua a parlare in senese, capo dell'acquedotto. Te un capo? Capo di capi. Giascià, come biascicare, no? Masticare. Masticare, giascià. Giascià. Qui poi sì. Qualche senese o ganco, i clienti che parlano senese, sì. Non ti canti anche? Anche io non canto, sono a vedere se c'è qualcuno che ne dice qualcosa in senese. Ti dico che te bravo, tu. Grazie signora. Poi mica aveva me nonna e me mamma, che dicevano delle cose che non l'ho mai più sentito di. Te ci sveno di persone. A televisione alla tempo. Dici? Niente, abbiamo una radio libera che si chiamava Radio Valverde e io monto a Fratellanza. Facciamo una trasmissione a sera che facciamo proprio parole in senese. Per esempio, cosa vuol dire? Girindun. Girindun, ecco, la gente che chiamava, chi diceva una cosa che viva là, a fine settimana gli diamo un premio. Che cos'è? Sai cosa è? No? È una pasta, no? Che si cuoce, che non si cuoce mai, ti puoi lasciare lì. Sei giù. Bisogna che si suena, ci sono un po' di consigli di viaggi, perché poi l'esperienza che abbiamo, invece gli altri che parla sapere tutto, e poi alla fine... Bisogna parlare sempre di più, sai un po' sentire. Colorisci. Mi sono di San Cipriano, che è verde, che è la bunga. E che qualche festa di paese a San Cipriano? È la festa du bestiame? Il giorno del suo matrimonio, il 3 settembre. Ah, festa du bestiame che ne sai di gente che parla senese? Che pin, sì. Un paese con servò l'idea del paese. E è quello che salva Ponte d'Ege. Se conosciamo tutti, ed effetti diciamo sempre che andiamo a Zena. E chi mi ricordo di quando venivo in stazione a pigiare il treno per andare a scuola e che tutti i figli di queste valli qui. È proprio il momento dell'incontro, fare due discorsi, aspettare il treno, che a quello ci preoccupò per verifica. Però è una realtà particolare. Poi è anche bello vedere un po', come hanno detto alcune persone, come questi posti siano ancora considerati paesi. Proprio anche Ponte Decimo, questo amore per questa comunità è una cosa che mi ha colpito di questo viaggio ed è stato bello trovare tante persone che ci hanno detto qualcosa in genovese. Per decidere dove fare la prossima puntata abbiamo bisogno del tuo aiuto. Farò un sondaggio sul mio account Instagram, MikeFC Zena. Ci saranno 4 opzioni da scegliere: Pegli, Sestri Ponente, San Pier d'Arena e Molassana. Chi riceverà più voti riceverà la nostra prossima visita e c'è tempo per votare fino al 6 gennaio. Comunque sul mio profilo trovate tutte le indicazioni per votare. Se vediamo a prossima. E grazie Ponte Decimo.